Invisible Man. Amici di Scratch e soprattutto appassionati di ciclocross, oggi una puntata interamente dedicata alla 11ª ciclocross internazionale del Ponte a Faè di Oderzo, a Borgo Barattin, e quindi non ci saranno immagini in studio come di solito siete abituati, ma commenteremo questa lunga cronaca, questa lunga giornata di sport internazionale proprio a Faè di Oderzo. Una giornata, come vedete dalle immagini, leggermente imbiancata da una spolverata di neve durante la notte, ma nulla vieta agli esordienti di entrare subito a sprombattuto per dedicare questa vittoria a se stessi, ma soprattutto alla loro voglia di compartecipare in questo trofeo che è oramai diventato il trofeo del ciclocross Giro d'Italia, con diciamo così, in vetta a tutti il nostro commissario tecnico Fausto Scotti, che già da parecchi anni si sta sbattendo parecchio per creare quelle sinergie un po' in tutta Italia per poter confezionare queste gare. Sono partite anche le donne esordienti, abbiamo detto gara interamente dedicata al ciclocross a Faè, e quindi una gara che andremo a vedere con le immagini quanto pubblico riuscirà ad ottenere, e poi dopo da qui riusciremo anche a fare un ragionamento un po' più largo insieme al nostro amico co-conduttore oggi, a Franco Tessarolo. Franco, questa è una gara internazionale, qua tra poco vedremo se le immagini e se il pubblico sarà il pubblico del nord. Intanto buongiorno a tutti gli appassionati di ciclismo, di ciclocross in questo caso, e di Scratch. Io credo che Faè di Oderzo sia ecco qua vediamo la vittoria del campione italiano Filippo Zana, un ragazzino di Piovene delle Rocchette, del pupillo della scuola ciclismo Piovene delle Rocchette, coordinato dal grande Sherman, che si impone alla grande. Questo è il suo compagno di squadra Mattia Raccani, un po' sconsolato perché forse è caduto anche prima proprio dell'arrivo e non ha potuto coronare il podio. E dicevo, una splendida gara quella di Faè di Oderzo, Nicola, veramente stupenda. Stupenda, come anche la vittoria di Katia Moro, che segue Baroni Francesca Casasola Sara al terzo posto, Iaccheri, Valentina e Vecchio Laura al quinto. Intanto vediamo Patron Salvador sempre più compreso nel trofeo Triveneto, e soprattutto sta venendo a vedere anche quello che sarà poi dopo alla fine il suo grande avvenimento del 2013 con i campionati italiani di ciclocross proprio in terra sua. Qui vediamo ancora il podio con Katia Moro, Baroni Francesca Casasola Sara, Chiara Zana Filippo su Calloni e Picco, quindi primi, secondi e terzo. Un grande Zana, speriamo che continui. Ecco, poi apriremo anche un discorso con i giovani. Qua vediamo gli allievi, insomma sono a tutta da parecchio tempo. Franco, siamo telegrafici perché proprio abbiamo delle immagini molto veloci per poi dedicarci agli junior e anche agli under 23 e agli elite. Ricordiamo che questa è una gara interamente anche teletrasmessa dalla RAI, quindi un valore aggiunto. Sì, tornando brevissimamente, qui siamo con gli allievi, qua stiamo già facendo le cose un po' più sul serio, ma tornando al discorso del grosso impegno che i ragazzini invece esordienti, ricordiamo che hanno 13 anni, hanno l'impegno scolastico già in moto da parecchi mesi, e il ciclocross fa benissimo, fa bene alla salute, fa bene anche alla gamba soprattutto, però dal mio modesto punto di vista io direi che a questi ragazzini bisognerebbe dare anche un po' di tregua, un po' di pausa, soprattutto mentale più che fisica, perché loro l'energia le hanno da vendere, ma soprattutto mentale. Dargli un po' di pausa, farli fare il ciclocross, ma dargli qualche mese di pausa. Qualche mese di pausa anche di allenamenti leggeri, facciamo conto anche dopo febbraio, anche perché sono impegnati a scuola. Quindi qua vediamo gli allievi, quindi allievi donne, quindi maschi al primo e secondo anno. Ricordiamo che la maglia di capoclassifica, qua c'è la maglia rosa del Giro d'Italia di ciclocross, e quindi non vedremo le maglie come siamo abituati in questa trasmissione del trofeo Triveneto, però più o meno le forze in campo sono quelle. Qua abbiamo un ottimo De Bellis, anche un ottimo Sala Stefano degli esordienti degli allievi al secondo anno, che la stanno dando veramente da padrona, la stanno
facendo un'ottima performance. Per quanto riguarda, adesso vediamo proprio il campione italiano Sala Stefano, esordiente allievo al secondo anno, che si impone su Francesco Labrozzi, Nichele Edoardo al terzo posto, un Nichele leggermente sottotono, però credo che oggi questo terzo posto gli valga veramente forse il primato nel trofeo Triveneto, è andato molto bene, mentre bene Davide De Bellis allievi al primo anno, Michele Bassani con Alessandro Covi. Ecco, De Bellis e Bassani sono coloro che si sono maggiormente distinti anche durante il trofeo Triveneto, quindi questa è una buona cosa, vuol dire che la gamba la stanno veramente attrezzando per i campionati italiani e di Vittorio Veneto, mentre qui vediamo la prima delle donne allieve, vediamo con la maglia rosa, la indosserà tra poco sul podio. Abbiamo detto che De Bellis e Bassani sono coloro che in qualche maniera stanno lavorando molto in virtù dei campionati italiani, che poi sarà, diciamo così, il momento clou della stagione ciclocrossistica che determinerà tutti i valori in campo tra il 2012 e il 2013. Ricordiamo che gli esordienti saranno poi dopo implementati dalla G6, che hanno partecipato a questa gara poco prima di queste gare per esordienti allievi, quindi anche i G6 passeranno esordienti il prossimo anno, quindi nel 2013 avranno titolo per poter gareggiare con questa categoria. Qua vediamo proprio il podio con Nichele, Labrozzi e Sala Stefano, del Cadrezzate Sala Stefano. Qua andiamo invece poi con la fascia 1 e la fascia 2, quindi qua siamo con gli amatori, quindi tra poco vedremo Beppe Dal Grande, vedremo tutti i soliti noti del trofeo Triveneto, vedremo anche Zoppas, ma non soltanto, Sergio Giuseppin che nella fascia 1 ha il titolo in mano, si può dire, per quanto riguarda il trofeo Triveneto, ma abbiamo anche Retis Diego, l'unico vicentino amatore. Sì, insomma, qua abbiamo veramente da che divertirsi. Le forze in campo sono molte, abbiamo anche un Flavio Zoppas che lo vediamo leggermente appannato rispetto alle altre partecipazioni, mentre qua vediamo le donne con Paola Maniago, la Sabrina Manco, la Laura Rossi, la Giovanna Pedrali. Maniago Paola, anche questo sempre nel trofeo Triveneto sta facendo sempre maggiori risultati. Questa è già la prima braccia alzate per Mauro Tursi dell'Oris Bike. Vediamo subito dietro Paola Maniago che si impone alla stragrande. Per quanto riguarda invece la fascia, diciamo così, la fascia 1, abbiamo Marco Balberini su Diego Lavarda e Diego Retis al terzo posto. Per concludere la fascia 1, diciamo così, Master 3, con Sergio Giuseppin, Freigari Massimiliano, Dal Grande Giuseppe, pensate al quarto, Perini Paolo, Savio Daniele e Zoppas Flavio, lo vediamo al settimo posto. Quindi insomma non c'è mica tanto da stare allegri per Zoppas, che forse avrà un momento di cedimento perché sta preparando sicuramente la gamba per i campionati italiani. Bene anche Mastrolia Maria Elena della bicicletteria Racing Team, poi abbiamo la Manco Sabrina, Rossi Laura, Torresani Lara che l'abbiamo vista poco fa sul traguardo. Questo è il podio della fascia 1, diciamo così, con proprio Retis, Lavarda, Diego e Balberini. Qua abbiamo Maniago Paola, vincitrice per quanto riguarda la sua categoria, Mastrolina Maria Elena, e poi abbiamo Manco Sabrina che veste anche la maglia di capoclassifica, la maglia rosa del trofeo del ciclocross, Giro d'Italia di ciclocross. Adesso andiamo invece qui in questa giornata di FAE. Intanto vediamo un Federico Zurlo presente ma assente, io credo che questo sia un peccato, una Mara Dal Borgo, e quindi un saluto anche a lei. Con le immagini siamo alla penultime gare di giornata, perché qua abbiamo junior e quindi tutte le donne elite, quindi su tutte abbiamo la Ackerman, la Eva Lechner, ma non soltanto, Elena Valentini che si sta avvicinando sempre in maniera ottimale all'appuntamento del 12 di gennaio a Vittorio Veneto, mentre per quanto riguarda
Gli junior abbiamo chiaramente tutti coloro che hanno partecipato al trofeo Triveneto di ciclocross, quindi vale a dire Coledani, vale a dire Franzolin Giulio, con l'aggiunta di Gioele Bertolini, che è un po' il fuoriclasse di giornata, Gioele Bertolini veramente in grande forma, che veste la maglia rosa di capo classifica del Giro d'Italia del ciclocross. Vediamo fasi preliminari alla partenza, intanto vediamo Vania Rossi con il dorsale numero 103, di spalle vediamo anche la Ilenia Lazzaro, oggi assente giustificata. Di davanti abbiamo visto proprio la Eva Lechner insieme a Jasmine Ackermann, questa tedesca, questa ragazza elvetica. Partiti i junior, con qualche secondo di ritardo partiranno le donne elite, che se la dovranno vedere chiaramente con la Jasmine Ackermann, favoritissima a Faedio Derzo. Abbiamo detto in apertura un percorso che bene si avvicina ai percorsi del Belgio, e qui chiaramente vedremo le forze in campo quali saranno, anche per poi creare una proiezione specie sugli elite e gli under in virtù dei mondiali di ciclocross. Vedremo tra poco poi Franzoi come se la caverà. E questa abbiamo visto Francesca Cuciniello prendere quasi in testa questa curva, questa leggera asperità. Ilenia Lazzaro, anche la Scandolara, la Oberparleiter, sempre della Carraro Team. Per quanto riguarda le donne, abbiamo detto Gioele Bertolini che si pone subito al comando della gara, inseguito da un Coledani Nadir, e qua mi pare che sia quasi già delineata le prime battute, caro Franco, tra Bertolini e Coledani. Questo Bartolini è una stupenda rivelazione, ha il fisico giusto per questi terreni, soprattutto la potenza, l'agilità quando serve. Ricordo, non so se sei d'accordo un attimino Marco Ponta, ma leggermente, strutturalmente il ciclocrossista elite. Questo cross del ponte lo vedremo dalle immagini, nutritissimo poi di pubblico nei punti salienti, ma è un fiore all'occhiello veramente dell'organizzazione. Questo percorso, chi vuole avvicinarsi a questa specialità del ciclismo, le ruote grasse, deve per forza di cose la prima volta vedere questa gara a Faedio Derzo, perché il cross del ponte è una cosa meravigliosa veramente, e poi ci si appassiona a questo tipo di specialità. Abbiamo visto Ackermann, Lechner, Schweitzer, Kautz, Francesca e Rossivania davanti per quanto riguarda le donne, Bertolini con Coledani, Capati, Bennati, abbiamo visto poco fa anche Sannino, tanto questo va in Nadir. Abbiamo detto, e hai detto giustamente caro Franco, il fatto è che forse siamo poco abituati a vedere le eccellenze. In questo caso noi vediamo che ci si avvicina all'Europa al nord Europa come tracciato, ma soprattutto come pubblico. Tra poco vedremo veramente ci saranno migliaia di persone. Allora vuol dire che il ciclocross non è in crisi, ma evidentemente è in crisi il protocollo d'intesa. Se tutti quelli che fanno uno challenge adottassero più o meno gli stessi criteri e la stessa carovana, credo che questo potrebbe essere qualcosa di importante, perché qua chiaramente viene affascinato dalla Ackermann, che è chiaramente una ciclocrossista nata, ma vediamo anche bene la Eva Lechner, che è è un corridore di casa, per cui si cimenta benissimo quasi alla pari con l'Ackermann. Sì, è vero che le belle gare le fanno i bravi e i buoni atleti, ma è anche vero che se c'è sotto un'organizzazione con la O maiuscola, anche magari con una partecipazione in tono minore di atleti, lo spettacolo non è che ne risenta più di tanto, e qui siamo davanti ad una organizzazione con la O maiuscola. Fare le cose bene o fare le cose male più o meno ci si mette allo stesso tempo, è meglio, specialmente in una specialità così difficile da far avvicinare il pubblico rispetto alla strada, prima di pensare di organizzare un evento è meglio fidarsi delle persone che hanno esperienza e costruire un evento con tutti i fiocchi.
Quindi un plauso e soprattutto promosso Mirko Baratin con tutta la sua famiglia che mette a disposizione un intero rione e quindi la dice lunga. E vediamo quanta gente che sono là, perché poi dopo nel ciclocross, pensate, questo è un circuito lungo circa 2200 metri, intanto vediamo Giulio Franzolin, e 2200 metri è una vasta zona dove è coperta di tanta gente. All'arrivo la gente che vuole vedere chiaramente il clou, la fase finale del ciclocross, ci rendiamo conto di quanta gente è lì che sta tifando non soltanto il loro beniamino, ma tifano e incoraggiano tutti i corridori. Bella questa manovra di Gioele Bertolini. Gioele è un grande guidatore, ma benissimo sta andando anche Nadir Coledani e io sono convintissimo che questo ragazzo si sta preparando alla stragrande per i campionati italiani, ci sta arrivando piano piano con i suoi tempi e la cosa non guasterà sicuramente. Con il dorsale numero 6 abbiamo visto proprio Todaro, leggermente in difficoltà oggi in questa giornata di grande sport, di grande ciclocross a Fae di Oderzo. Ancora altri corridori, vediamo sempre Giulio Franzolin, un Giulio Franzolin che abbiamo detto leggermente in crisi in questa occasione, sempre benissima la pedalata della Ackermann, chiaramente qua siamo sul gota del ciclismo importante, seguita dalla Eva Lechner della Colnago. Quindi questo è un altro di quei corridori eccezionali. Ancora la Schweizer Sabrina del team Rafa Focus, man mano arrivano anche le donne, poi abbiamo visto Francesca Cauz che sta andando veramente alla stragrande, come diceva bene Ilenia Lazzo all'inizio stagione, stiamo attenti alla Francesca Cauz perché si sta preparando in maniera veramente brillante, ha perso un po' di peso e sa esprimere veramente una certa leggerezza nella pedalata. Benissimo, continua a dire Nadir Coledani, il quale si sta cimentando con un mostro sacro. Tu dicevi bene prima, assomiglia a Marco Ponta, ma anche un po' mi ricorda Malacarne, e proprio in riguardo a Malacarne sento la mancanza di Malacarne nel ciclocross e forse dirò anche una stupidaggine, preferirei un grande brillante numero 1 nel ciclocross che è un dimenticato su strada. Sì, questo può essere, diciamo che poi la multispecialità che tutti quanti stanno cercando è difficile poi da concretizzare, non si può certamente pensare al forte dappertutto, uno deve scegliere la cosa che gli riesce meglio, dico io, però ecco, vediamo che ci sono atleti e anche e soprattutto atlete che fanno della multispecialità veramente e mi viene in mente, l'ho vista scorrere prima nelle immagini, la Valentina Scaldonara che va bene, va forte su pista, va bene, va forte su strada e si sta comportando bene anche nel ciclocross dove bisogna sapere comunque maneggiare bene la bicicletta. E soprattutto a 18-19 anni possono anche ragionare con la loro autonomia, dire se io mi sento di fare tutte e tre le discipline le faccio, se no scelgo. Ecco, sarebbe sbagliato invece imporre a questi ragazzi di dover mettergli davanti una scelta o una cosa o un'altra quando mi viene in mente ancora Federico Zurlo che è stato un fenomeno nel ciclocross e sentiamo la sua mancanza. Sono quei fenomeni che attraggono anche il pubblico perché comunque si sono fatti un nome su strada e diventano importanti anche per queste kermesse. Tra poco poi nella fase dell'Under 23 degli Elite vedremo Pavarin, abbiamo già detto un ottimo stradista che sta cercando casa perché il prossimo anno è senza contratto e sta venendo al ciclocross. Evidentemente i nostri appelli a dire a quei professionisti che sono senza squadra a venire a provare anche il ciclocross potrebbero essere qualcosa di positivo per la loro carriera. Abbiamo visto la Eva Lechner, guida un po' meglio la Ackermann rispetto alla Eva, evidentemente la Eva sul circuito un po' più molle ha delle difficoltà, vediamo intanto Gioele alle prese con un doppiato e anche qua i doppiati possono creare qualche impiccio come la Formula 1. Beh, è chiaro, il percorso è stretto perché lo vediamo e i sorpassi diventano anche un po' difficoltosi come in Formula 1. Abbiamo visto ancora delle atlete, abbiamo visto ancora la Schweizer, poi abbiamo la Cuciniello, qua con il dorsale numero 105, si tratta... adesso ho perso anche il conto, la numero 105 deve essere una doppiata perché non la vediamo nell'ordine d'arrivo, eccola lì, era la Fumagalli Martina, la quale è veramente tanto attardata rispetto al gruppo della sua categoria, delle donne. Ancora Giulio Franzolin, leggermente appesantita la sua pedalata, mentre vediamo questo percorso che è misto perché ha un po' da fare di corsa, un po' da guidare, un bel strato di asfalto per cui riesce anche a soddisfare tutte quante le varie
le varie possibilità che gli atleti preferiscono. La 131, qui si tratta ancora della terza e della Schweizer Sabrina, la tedesca, e qua siamo già con il momento clou, il finale. Tutti si aprono per dare il giusto momento di notorietà a Gioele Bertolini, che vince battendo sulla spalla l'Arzuffi, si riconferma in vetta alla classifica, rindosserà nuovamente la maglia rosa, una bella vittoria imperiale. Vediamo le due telecamere di Gianni Santo e Alessandra Gazzola di Scratch, un bellissimo Nadir Coledani, il quale è andato alla stragrande in questa gara, ci fa molto piacere. Intanto vediamo la Giovanna Micheletto che sopraggiunge adesso, dobbiamo aspettare un giro perché la Jasmine Ackermann, Eva Lechner e la Schweizer non hanno ancora completato, non sono state doppiate, quindi devono fare tutto un giro in più. Quindi questo è Giulio Franzolin, nell'attesa che arrivi il podio, e quindi mani, braccia alzate, bella questa ripresa dal basso per la Jasmine Ackermann, su Eva Lechner, veramente prestigiosissima, la nostra portacolori, campionessa italiana, che sicuramente ci farà ben sperare ai mondiali. Terza è la Schweizer Sabrina, la teutonica. Quarta la Francesca Cauz e quinta Vania Rossi. Adesso una intervista chiaramente a Gioele Bertolini, mentre vediamo il podio con Ackermann, Lechner e Schweizer. Sono molti che dicono belle parole su di me, che sono molto contento di questo e speriamo di continuare di questo passo e di riuscire a fare buoni risultati anche in campo internazionale. La maglia rosa sembra sempre più salda sulle mie spalle, però non è mai da abbassare la guardia, perché un piccolo errore può risultare difficile riportarla sulle mie spalle. Allora, veramente l'acuto sarà adesso con gli Elite e gli Under 23. Intanto un saluto a Sandra Gazzola vestita da Babbo Natale. Abbiamo detto prima, tanto queste sono le cose belle del ciclocross, come gli alpini. Ci si accampa, questa è una minestra eccezionale di fagioli sicuramente. Qua abbiamo un grande del ciclocross, un grande interprete degli anni scorsi, Pontoni. Qua il premio speciale a Marco Aurelio Fontana per quella splendida, anzi splendido terzo posto alle passate Olimpiadi, e quindi un portacolori di tutta eccellenza per l'Italia. Abbiamo detto, Franco, quanta gente che arriva, e le vediamo qua ci sono migliaia di appassionati. Parlavamo dell'organizzazione con la O maiuscola, pensate che qui siamo in mezzo ai campi, cioè, ci sono 3 case, però l'organizzazione diventa anche poi, per il pubblico che partecipa a questi eventi, anche un momento di festa, perché qui non si fanno mancare niente, non c'è un bar, non c'è niente, però loro hanno attrezzato un ristoro di tutto punto, c'è la neve per terra, quindi non manca il vin brûlé, non manca il panino caldo, non manca la luganega, e quindi complimenti ai barattini. Quello serve perché bisogna creare un centro dove ci possa essere l'accoglienza. Intanto sono partiti in testa subito i grandi, e qua abbiamo in maglia rosa Franzoi, ma Van der Brandt della Schindel, quindi abbiamo una certa internazionalità. Qua abbiamo un olandese, quindi uno che sa. Abbiamo un belga, abbiamo Bastains, quindi Vincent Bastains, che è un altro ciclocrossista a livello mondiale. Ma soprattutto, ragazzi, guardiamo la performance di Enrico Franzoi. Bello come al solito vedere la pedalata di Marco Aurelio Fontana, che alla fine intervisteremo e sentiremo anche da lui. Thomas Paccagnella, grande anche lui come interprete, e oggi anche coloro che si misurano nel Trofeo Triveneto danno quel quid in più per poter gareggiare con i grandi faraoni del ciclocross. Credo che sia una occasione speciale per loro. Qui vediamo intanto già sulla sopraelevata creata dai Barattin, si sta già involando Enrico Franzoi, con olandese che sta già patendo un po' le pedalate di Enrico Franzoi. Un'occasione importante per quei ragazzi che di solito non si cimentano con questi mostri sacri. Per loro misurarsi con loro credo sia una bella cosa. È bello vedere Franzoi davanti a Van den Brande, a Bestens Vincent del Cycling Team, quindi a un olandese e a un belga. Questo ci fa sognare, giustamente, un bel Marco Ponta, ricordiamo laureato in scienze motorie, quindi questa la dice lunga anche sugli interpreti del ciclismo, non soltanto del ciclocross ma del ciclismo a 360 gradi. Abbiamo visto
anche un altro interprete di qualche tempo fa, un certo Silvestri Elia, che lo vediamo un po' nelle retrovie, ma questo è un ragazzo che si può sicuramente recuperare per i campionati italiani, però vediamo in splendida forma e soprattutto un fisico asciuttissimo che sa esprimere forza sui pedali, un certo Enrico Franzoi, proprio di Vittorio Veneto, dove ci saranno i campionati italiani, ma oggi vive con la sua bellissima Elena e la sua famiglia a Isola Vicentina. Abbiamo ancora visto Silvestri Elia, sempre anche lui con la maglia della Guerciotti, con il dorsale numero 17, abbiamo visto Falaschi Brian e man mano tutti gli altri, ancora Paccagnella, e qui abbiamo Sua Maestà Enrico Franzoi, oggi è sul trono dei migliori. Sì, abbiamo visto che ha già relegato ad oltre un minuto di distacco l'olandese Van den Brand e quasi a 2 minuti il belga Banstens. Veramente grande prova, quindi grande forma per Enrico Franzoi, fa ben sperare per Vittorio Veneto. Vediamo anche Marco Aurelio Fontana che ha circa 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, non facciamoci ingannare, questo è un terreno molto adatto ad Enrico Franzoi, meno a un biker come Marco Aurelio Fontana che preferisce i terreni asciutti, dove c'è un po' più di asperità, dove la pedalata deve essere miscelata con una grande guida. La grande guida di Marco Aurelio Fontana è indiscutibile, ma questo è il terreno vero del ciclocrossista che chiaramente divide la sua capacità proprio su terreni fangosi, dove è più difficile chiaramente governare la bicicletta, ma ci vanno altri tipi di alchimie rispetto ai biker pure, come può essere Fruet e come può essere in questo caso Marco Aurelio Fontana. Vediamo una panoramica, un cielo bellissimo, un momento particolare di natura a contatto con lo sport, quindi è bello replicare sempre il discorso della ecocompatibilità del ciclismo, smettiamolo con dire delle stupidaggini sui ciclisti. Ho sentito una cosa che è stata sgradevolissima a un concorrente degli juniores, un professore lo ha offeso dandogli del doppato, drogato. Questi sono docenti da squalificare perché è una cosa veramente orrenda quella che ho sentito, io la denuncio da questi microfoni perché dovrebbero vergognarsi di dare degli appellativi. Il marcio c'è dappertutto, non vogliamo mica essere i più chirichetti di nessuno, però possiamo garantire che la stragrande maggioranza del ciclismo, e in questo caso del ciclocross, ma anche ad alti livelli, il ciclismo è sano e pulito. Poi dopo, se vogliono prendersi con qualcuno, se la prendono con quelli che fanno i bulli, con quelli che si drogano, di quelli che fanno violenza sulle donne, perché veramente io non ne posso più di questo campanilismo al contrario, che vediamo sempre vittime i ciclisti. Guai a chi tocca i ciclisti, perché il ciclismo è uno sport meraviglioso, non rompe le balle a nessuno, come non le rompe tanto meno le balle a nessuno questo autentico fenomeno. Ma Enrico Franzoi, un ottimo padre di famiglia, un uomo innamorato della moglie, una donna innamorata del proprio marito, questo secondo me è il massimo che si possa chiedere dalla vita, ed è un ottimo interprete del ciclocross. Questa è la fotografia dei nostri campioni che vogliamo esportare. È Marco Ponta, un laureato in scienza motoria e continua ad andare a scuola, perché del suo fatto è che fatica e chiaramente impegno scolastico a livelli alti è importante, lo vediamo che si cimenta come un grande tra i grandi, ma soltanto anche Thomas Paccagnella, Elia Silvestri. Abbiamo anche un altro belga che è Versburgen, che è un altro dei mostri che si cimentano nelle grandi gare internazionali. Ancora una bella pedalata, vediamo Marco Aurelio Fontana che cerca di andare dove il terreno è più duro, dove è meno scosceso, perché la sua specialità è quella. Diciamo Enrico Franzoi è un artista di questi terreni, perché lui è abituato comunque a gareggiare al nord già da atleta della nazionale e ovviamente qui bisogna capire anche e avere intanto vedremo una caduta di un atleta. Era Thomas che è caduto tentando di recuperare sui battistrada e dicevo qui ci vuole la sensibilità giusta su questi terreni, perché non bisogna essere troppo potenti, bisogna dare per fare velocità, perché il terreno è scivoloso, la ruota scappa e via. Guardate che immagine, sembra di essere a Natale.
Ma siamo a Natale, queste sono le immagini poetiche del nostro regista. Abbiamo prima visto, è una cosa molto importante, tu dicevi bisogna sentire la bicicletta e infatti sentiamo Franzoi come la sente la bicicletta, come riesce a governarla. Qua dietro a Marco Aurelio Fontana abbiamo visto leggermente davanti un altro belga, abbiamo detto prima proprio che il belga Bran, Bastens l'abbiamo visto in terzo assoluto fino a questo punto. Prima abbiamo visto proprio fare un giro tra Smarzaro e l'altro belga, ecco, Bart Verschuren ha fatto una bella manovra e ha testato molto in ritardo rispetto a Enrico Franzoi, però la dice lunga sulla potenza che Enrico sta esprimendo in questa gara di Fae di Oderzo. Tanto vediamo anche questi posti, questa ruralità, queste case di campagna che bene si adornano con tutto quello che è il paesaggio del Trevigiano. Qua siamo a Fae di Oderzo, quindi è inutile. Il ciclismo è questo, vediamo con il numero 3, si tratta proprio di Vincent Bastens, davanti a Marco Aurelio Fontana, insomma, quindi a 1,30 e 1,40, insomma, stanno andando di conserva. Ecco, Marco Aurelio Fontana forse sta attaccato così al belga proprio per capire le traiettorie. Da buon biker non è abituato ai terreni così pesanti, mentre vediamo la marcia trionfale di Enrico Franzoi, il quale sta andando alla stragrande in questa giornata di Fae, ricordiamo gara internazionale, quindi gara che assumono poi dei punteggi per poter partire in prima fila o in seconda fila nel mondiale, perché ricordiamo che è molto importante partire davanti e si accumulano punti proprio grazie alle gare internazionali, e quest'anno è ben messo Franzoi con i punteggi, quindi partirà sicuramente nelle prime due fasce ai mondiali che si terranno a gennaio, e soprattutto speriamo che abbia un po' di buona sorte, visto che lo scorso anno ha avuto veramente una sfortuna incredibile, ha rotto la bicicletta che era appena passato a 5 metri il posto di cambio bici, i box. Anche qua bisogna ricordare che in questi tracciati, specie al nord, è fondamentale la coadiuvazione di tutta la squadra. Qua bisogna che le biciclette siano sempre pulite, quindi ci sono nei box gli addetti che puliscono, lavano le biciclette tra un giro e l'altro per consentire il cambio agli atleti. Tra poco vedremo anche queste immagini. Vuol dire che c'è un grande spirito di squadra attorno al ciclocross, e questo la dice lunga, è anche adrenalinica. È chiaro che ci voglia una struttura anche tecnica dietro a questi campioni, e c'era prima una soggettiva, se mi permetti, proprio di una ripartenza da una curva di Enrico Franzoi su quello che dicevamo della sensibilità della bicicletta. Non ha forzato subito, ha tenuto la ruota posteriore in grip, perché se no altrimenti tutto lo sforzo che fai viene vanificato dal fatto che la ruota scivola. Ecco un altro bellissimo passaggio sull'arrivo di Enrico Franzoi. L'organizzazione è importantissima, di una squadra ben preparata tecnicamente, con tutti quanti i suoi adepti nei punti giusti, perché poi è chiaro che come nella vita, anche nello sport, un po' di fortuna ci vuole. Abbiamo visto anche Ursi Fabio prima, vogliamo anche ricordare i fratelli Braidot, Luca e Daniele. Intanto vediamo ancora Enrico Franzoi che prende un po' chiaramente l'eroe di giornata, insomma l'atleta che sta andando alla stragrande, sempre il belga, Bastens davanti a Marco Aurelio Fontana. Proprio in seconda posizione invece abbiamo Van den Brandt, questo è un altro ragazzo belga. Intanto vediamo Braidot, vediamo Ponta dietro che sta andando veramente bene. Ponte è leggermente attardato, insomma, ma è attestato intorno ai 3-4 minuti. Vediamo, questa è veramente miscela, è una marmellata. Guidare qua bisogna veramente non andare oltre soglia. Vediamo come cambia la bicicletta Franzoi, subito la bicicletta pulita. Abbiamo visto un certo Ditano campione del mondo. Sono gli innamorati del ciclocross come lui, come il testimonial dei campionati italiani che vedremo tra poco a gennaio, Vittorio Veneto e Longo. Qua vediamo Marco Aurelio Fontana con un po' di traffico che cambia la bicicletta in questo momento, la cambia anche Van den Brandt, e quindi si riparte con biciclette pulite chiaramente, e quindi con meno schifezze sui rapporti, sui cambi, e anche le ruote sono meno pesanti.
vediamo un doppiato che cerca di sdoppiarsi, anzi no, va ai box per cambiare la bicicletta, ancora la bellissima pedalata di Enrico Franzoi, il quale veramente è destinato a vittoria certa, ben meritata in questa giornata. Vedete come ha derapato e come è stato subito pronto a stare in bicicletta. Anche questo, la bicicletta ha delle sollecitazioni importanti e mi viene anche in mente per i costruttori, che è un test fondamentale, perché abbiamo visto con quale potenza ha dovuto raddrizzare, e anche qua i canotti, le selle, insomma sono degli accessori che subiscono delle grandi sollecitazioni. Eh sì, devono essere flessibili ma nello stesso tempo anche molto robuste, perché certe sollecitazioni, specialmente certe discese, i fossi, gli ostacoli, a volte che vengono presi proprio senza scendere dalla bici, non in questa occasione magari, ma in altre occasioni abbiamo visto proprio atleti che saltano letteralmente l'ostacolo senza scendere dalla bici. Effettivamente i costruttori devono tenere un occhio di riguardo su questo tipo di mezzo meccanico, che deve avere l'una e l'altra cosa assieme. Ricordo sempre Ferrari quando diceva che lui Villeneuve non l'avrebbe cambiato con nessuno, perché Villeneuve gli dava la possibilità di capire dove le macchine avevano problemi, ed è la stessa identica cosa. Bisogna cercare di porre un occhio di riguardo al ciclocross. Noi vogliamo sempre pensare che un domani anche l'UCI cominci a pensare di fare la disciplina invernale il ciclocross, perché manca, perché non va in concorrenza con nessuno, e in inverno c'è bisogno delle Olimpiadi invernali, ma c'è soprattutto bisogno del ciclismo, perché un'Olimpiade invernale senza il ciclismo, secondo il mio punto di vista, è una Olimpiade diciamo a tre quarti. Il ciclismo, il ciclocross potrebbe completare quello che è la bellezza e, diciamo così, tutte le discipline del ciclocross. Ancora con la maglia di campione italiano in carica Marco Aurelio Fontana, che quest'anno dovrà vedersela però con un Enrico Franzoi veramente incredibile. Abbiamo visto un grande Mirko Tabacchi che si sta misurando con il gota del ciclismo, anche questo un elite. Mirko Tabacchi è in quarta posizione assoluta davanti ai mostri sacri. Per dire la verità abbiamo Falaschi e Braidotto Luca che sono due under 23, quindi nella loro personale fascia classifica sono primi e secondi, pur essendo in questo momento settimi e ottavi. Quindi terzo è Lorenzo Samparisi, Thomas Pacagnella invece è un elite, si attesta intorno a questo punto intorno alla settima, ottava, nona posizione. Vediamo che cambia anche lui la bicicletta, oramai sono le ultime tornate. Intanto vediamo Bielli e Scotti, ricordo Bielli un grande pistar, mentre Scotti è sempre stato un ciclocrossista, però Bielli un grande pistar che oggi è il secondo DS, subito dopo Fausto Scotti. Vanno molto d'accordo questi ragazzi e sono là per prendere i tempi. A loro si interessa il campionato italiano, ma gli interessa capire chi portare ai mondiali, e quindi sicuramente saranno felici di vedere delle risposte importanti. Una su tutte Enrico Franzoi, ma stiamo attenti perché c'è un certo Mirko Tabacchi che oggi sta facendo veramente cose da gigante. Vediamolo lì proprio alla fine di questa lungo biscione. Abbiamo 4 corridori, poi manca soltanto più un giro. Eccolo qua, bellissima la sua pedalata, oggi concentratissimo, quindi Mirko Tabacchi alla stragrande, e quindi forse la sorpresa di giornata, oltre a quella di Enrico Franzoi. Marco Ponta l'abbiamo visto, è sempre lì intorno alla sesta posizione, quindi dovrà arrivare tra i primi 10, e quindi si sta concludendo questa giornata fantasmagorica a Fae di Oderzo. Franco, un sunto finale, oggi ci hanno fatto brillare gli occhi. Certamente sì, spiace un pochettino vedere adesso Marco Aurelio Fontana, che dopo il grande impegno per rimanere lì con i mostri sacri Van der Brand e Barstens deve purtroppo cedere anche a un grande ritorno di Mirko Tabacchi, come hai detto tu prima. Abbiamo visto proprio Silvestri, sfortunatissimo all'ultimo giro ha rotto la bicicletta, quindi si sta facendo tutto un giro a piedi, era attestato intorno alla posizione quarta, quinta, sesta, purtroppo sfortunatissimo, e vedete cosa può succedere nel ciclocross, una rottura va a vanificare un'ora di gara. Questo ci dispiace molto, ma sicuramente saprà riscattarsi Elia Silvestri, perché è un grande campione e ci tornerà utile sicuramente non soltanto ai campioni italiani ma ai mondiali. Abbiamo visto proprio subito Ponta davanti, e davanti a lui Mirko Tabacchi che si sta attestando in quarta posizione, quindi se la stanno giocando tra Tabacchi e Marco Ponta, ma c'è anche Marco Aurelio Fontana che è lì, terzo incomodo. Giulio Franzolin, che oltre ad essere interprete del ciclocross degli junior,
si gusta lo spettacolo e cercherà sicuramente di rubare il mestiere ai grandi del ciclocross. Ultime battute per per Enrico Franzoi. Oggi veramente è lui il re di Roma, è lui l'imperatore assoluto, perché ha fatto una gara impeccabile dalla prima curva fino all'ultima. Lo vediamo veramente non fresco come una rosa, per la carità, perché un'ora di gara, qua bisogna dire un'ora di gara tutta. Qua non c'è spazio per respirare nel ciclocross, perché non devi mai mollare. Ancora, e questo un applauso a Pavarin, l'abbiamo detto, Pavarin ha fatto di tutto e sta facendo veramente grandi cose. Vacances Soleil, Pro Tour, lui viene a correre il ciclocross, pensate, il prossimo anno forse non troverà accasamento. Questo è uno scandalo, ma fa bene a venire. Noi cerchiamo sempre di incoraggiare e pubblicizzare la figura di Pavarin, perché è un ottimo atleta, sicuramente un grande professionista, mentre vediamo le battute finali veramente tra nordici, e quindi Van den Brand che supera in questo momento proprio Vincent Bestans, quindi il belga. Quindi abbiamo un olandese al secondo posto e un belga al terzo, mentre un Mirko Tabacchi che va a piedi ha subito, si vede anche lui, una rottura. Un affaticatissimo Marco Aurelio Fontana, che si sta ponendo sempre più in quinta posizione. Bellissima la pedalata anche di Marco Ponta nelle ultime battute, proprio nel rush finale di questa grande gara, di questa grande organizzazione, di questo grande happening, un avvenimento straordinario non soltanto per Faedio Derzo ma per tutta l'Italia. E soprattutto hanno dimostrato che se si vuol fare ciclocross ad altissimi livelli senza aver nulla da invidiare ai grandi paesi del nord, si può fare anche qua, anche in terra veneta. Ancora una bella corsa di Paccagnella, Thomas Paccagnella, che lui preferisce certi percorsi non pedalarli ma portarsi su la bicicletta, perché sicuramente adesso metterà giù la bicicletta e tornerà di nuovo a gareggiare in sella al suo cavallo, che a questo punto non è più di acciaio ma sicuramente sono in carbonio, visto che le leghe sono cambiate oramai negli anni, non si possono più chiamare cavalli di acciaio, ma oramai sono in fibra di carbonio, in alluminio, insomma il tech massimo che si possa trovare nella tecnologia industriale proprio nelle biciclette. Invenzioni ogni giorno che rendono sempre più fantastiche questi veicoli a due ruote, con cambi elettronici, con i freni che sono addirittura meglio di quelli delle macchine, con freni a disco, addirittura adesso anche i cambi a scomparsa. Vediamo ultimi lavori per i box per pulire le biciclette, ma guardate il pubblico delle grandi occasioni, che dovrà accogliere il mitico, il superlativo e l'incoraggiante, in virtù e in proiezione dei campionati del mondo, Enrico Franzoi. Chiaramente per i fotografi la posa plastica, bravissimo Enrico Franzoi. Secondo posto per l'olandese Van den Brand, che ha, pensate, 1 minuto e 32 secondi di svantaggio rispetto proprio a Franzoi. Poi abbiamo Bastansen Vincent, il terzo classificato, lo vediamo lontano, pensate, a 1,46 di ritardo su Enrico Franzoi, quindi Enrico è andato via come una locomotiva, mentre un incoraggiantissimo Mirko Tabacchi, quarto assoluto. Un complimento a lui, perché ha fatto veramente forse le cose più importanti di giornata, bravissimo Mirko. Adesso vedremo Marco Aurelio Fontana, lo vediamo, maglia di campione italiano in carica. Marco Ponta, sesto classificato, bravissimo anche lui. Stiamo conteggiando i grandi campioni. Oggi è una gara internazionale. Brian Falaschi della Selle Italia Guerciotti al settimo posto, ma primo per quanto riguarda gli Under 23, subito dopo Luca Braidot, Under 23, quindi secondo classificato. Io ti ringrazio Franco, tra poco manderemo le interviste sia di Marco Aurelio Fontana e sia di Enrico Franzoi, insomma verrai a trovarci ancora in studio per le cronache del Trofeo Triveneto. Io spero di sì. Intanto ringrazio te e la struttura di Scratch per queste bellissime immagini che arrivano da Faedio Derzo. Questo è il ciclocross, grazie, arrivederci.
Questo è il ciclocross, adesso diamo la linea a Enrico Franzoi, Marco Aurelio Fontana e noi l'arrivederci è a settimana prossima con la gara di Fanzolo di Vedelago, quindi ritorniamo al trofeo Triveneto di ciclocross con, diciamo così, la terzultima gara del circuito targato Salvador. Grande Salvador, grande Giacomo, anche oggi presente qui a Faè di Oderzo. Enrico, oggi una vittoria che insomma toglie ogni dubbio, una forma strepitosa, veramente in vista dei mondiali crediamo che veramente possiamo contare sulla tua potenza e sulla tua forma. Sì, finché i percorsi sono così duri e fangosi, sono adatte alle mie caratteristiche, ogni anno anche i basi di test esprimono più potenza, per cui i percorsi per me ideali sono questi. Soffro un po' i percorsi un po' misti, un po' veloci perché sono meno agili di altri, però trovando un percorso adatto così posso veramente dire la mia e poter pensare anche a un campionato del mondo. Attiviamo il Giro d'Italia del ciclocross che oramai ti vede sicuramente vittorioso. Prossimi saranno poi i campionati italiani in terra tua. Sì, l'obiettivo è quello di prendere la maglia, anche se è difficile, però la preparazione è in vista di gennaio e sto facendo di tutto per poter far bene. Marco Aurelio, allora tutti abbiamo negli occhi quella immagine delle Olimpiadi che rimane negli annali, ecco, fa un po' affanno vedere che il gossip prevale sulla potenza e sulla fisicità e sulla classe. Paola Pezzo per un bel décolleté e te senza sella, però dietro c'è un grande lavoro, una grande eccellenza. Hai detto bene, no? Sai, logicamente per noi del mondo del ciclismo, per voi che seguite lo sport in generale, il terzo posto alle Olimpiadi è una cosa grandiosa, no? E quindi il problema che è successo si vede solo come un problema che succede in gara. Poi dopo, logicamente per le persone normali che di sport magari sanno meno, rimane questa cosa del sellino, no? Ma va bene così perché l'importante è parlare di sport, parlare di bici, e anche perché lo sport è anche cultura, è anche informazione, un po' tutto, e penso sia giusto così, quindi va bene, dai, è un po' simpatica, no? Quello lì del sellino. Invitiamo alla premiazione anche Mirko Marattini in rappresentanza del comitato organizzatore.